Eccoci cari telespettatori, allora altre interviste, altre tematiche sempre molto importanti e interessanti. Allora intanto vi presento le nostre interlocutrici. Abbiamo il piacere di essere collegati, quindi mi perdonerà la presenza, ma giustamente diamo anche spazio a chi da lontano ci dedica del tempo ed è collegata qui con noi, la dottoressa Adriana Battaglia, che è referente alla Commissione Europea per il cyberbullismo, nonché del Comitato Tecnico Scientifico di Fondazione Libra. Grazie dottoressa di essere qui con noi. Poi abbiamo il piacere di avere qui in studio invece la dottoressa Giuseppina Filieri. Ben ritrovata dottoressa, grazie, siamo riusciti a portarla qui dopo numerosi tentativi perché è impegnatissima, che è psicologa forense, presidente della Fondazione Libra. Grazie anche a lei. Allora, come avrete capito, il tema è estremamente delicato, ma di grande importanza. Se ne parla quando capitano i fatti e purtroppo fatti ne succedono di cronaca anche, di frequente. Poi a volte, mi sono anche un po' informato, le forze dell'ordine non si dà tanta enfasi perché sono coinvolti i minori, e questo è un altro problema, e allora la questione diventa molto delicata e per evitare anche proselitismi, emulazioni, eccetera. Però io voglio capire appunto con le nostre esperte quanto invece sarebbe bene o non è bene parlarne, in che termini e come, e diffondere una cultura che possa in qualche modo scardinare anche il formarsi di piccole gang, di gruppi coesi che fanno del male ad altri coetanei. Non voglio citare fatti recenti di cronaca, li avete conosciuti anche nel territorio del Padovano, nel Veneto, anche da parte di ragazzine, peraltro assurdo, in strada, che hanno pestato un'altra ragazzina davanti agli occhi di tutti, quindi vuol dire che non gli interessa proprio niente, non hanno paura di nulla e di niente, questo anche spaventa. Allora dottoressa, innanzitutto spieghiamo che cos'è questo bullismo, questo termine bullismo che a tanti dice tutto e non dice niente. Perché tanti mi rispondono, ma c'è sempre stato, da quando però adesso ha una connotazione un po' diversa perché qualcosa è cambiato? Assolutamente sì, è vero quello che dice, il bullismo c'è sempre stato, vero è che bisogna comprendere quelle che sono oggi le matrici di derivazione del bullismo che ci portano a vivere questa condizione. Cosa vuol dire le matrici di derivazione del bullismo? Allora, noi viviamo in un contesto culturale e sociale che purtroppo, o per fortuna, direi, non è più quello di una volta, no? Certo, c'è stata una grossissima evoluzione. Un'evoluzione importantissima e dal punto di vista tecnologico, ma anche dal punto di vista di quelle che sono le competenze e le conoscenze. Vero è che se una volta il bullismo poteva essere definito come qualcosa, una sorta di, diciamo così, prova da superare o comunque delle violenze perpetrate ai danni di un minore, avevano comunque che cosa? Un luogo fisico riconosciuto, circoscritto. Terminava a un certo punto, finiva. Ora noi oggi ci troviamo in uno scenario sociale, tecnologico, che apre a mondi e a competenze completamente differenti. Oggi non possiamo più parlare di bullismo. Non esiste più quel tipo di bullismo. Noi oggi purtroppo siamo costretti a parlare di violenza. Violenza che è molto grave, attenzione, che è gravissimo. Perché se uno dice bullismo è vero, potrebbe avere una connotazione, se è sempre stato il bullo della classe, adesso invece può diventare, cioè, come si esprime veramente, come si manifesta, fa inorridire, per cui ha ragione a dire violenza, è violenza. È violenza perché i nostri bambini e bambine, e parlo di bambini e bambine non a caso perché vediamo che l'età si è notevolmente abbassata, parliamo di bambini della scuola primaria vuol dire scuole elementari, che non riescono in alcun modo a stare all'interno delle relazioni. Questa è la chiave di lettura che secondo me bisogna dare. Cosa vuol dire allora la relazione, che cos'è, e stare all'interno delle relazioni? Le relazioni vuol dire riuscire a stabilire uno scambio tra persone di qualsiasi tipo, di qualsiasi livello, che può essere di tipo amicale, che può essere di tipo sociale, che può essere di tipo lavorativo, che può essere di tipo amoroso. Riuscire a comprendere quelle che sono i bisogni dell'altro in qualche modo ci consente di conoscere i nostri bisogni. Dall'altra parte, per conoscere i nostri bisogni dobbiamo essere più che consapevoli di quelle che potrebbero essere le necessità.
Infatti, però questi bambini, questi ragazzini hanno molte più opportunità di confrontarsi, di stare insieme, sono molto più seguiti dalle famiglie rispetto alle generazioni passate. Cosa è successo? C'è una maggior cattiveria? Ci sono degli input che che hanno trasformato col tempo le generazioni? Che cosa è scattato? Allora, Perché una volta i bambini erano anche molto più chiusi in se stessi, non tutti potevano frequentarsi, partecipare ai compleanni, alle feste, questo, gli sport, tutte le attività che creano unione, no? E poi gli insegnanti erano meno attenti, molto più rigidi. Adesso invece c'è si cerca di avere empatia anche con questi bambini, no? io credo che, allora, rispetto a quello che lei stava dicendo, i bambini sono molto più seguiti, però al contempo ha anche detto un'altra cosa: hanno moltissimi stimoli, hanno un sovraccarico di stimoli. È vero che sono realmente seguiti, cioè esiste ancora quel dialogo, quello scambio dialogico che consente ai bambini e alle bambine di potersi esprimere nel proprio essere non piccoli adulti, ma bambini. Quindi comprendere quali sono i bisogni, quello che noi andiamo poi a fare effettivamente o a far fare ai bambini, sono quello che loro vorrebbero fare o quello che avremmo voluto fare noi e non siamo riusciti a fare e facciamo attraverso di loro. L'incomunicabilità che esiste tra la scuola e la famiglia, diceva anche, no, prima, gli insegnanti sono più empatici. Vero è che gli insegnanti oggi hanno un disconoscimento di quello che è il ruolo educativo. Ah sì, non viene riconosciuto assolutamente, tant'è vero che se fanno un rimprovero devono stare attenti, possono ricevere anche le rimostranze della famiglia, quindi non è detto, sì, manca appunto il riconoscimento del ruolo, anche dell'autorevolezza e dell'autorità. Dell'autorevolezza e dell'autorità. Perché esiste anche un'autorità. Assolutamente, la scuola è un'autorità a tutti gli effetti. Ma si ha paura di insegnarlo. Si ha paura di insegnarlo. Dopo chiederò anche alla dottoressa Battaglia il suo intervento. Ecco, cioè, si ha paura di insegnarlo, ma il gap è questo: che cosa stiamo insegnando? Stiamo insegnando quello che è la scuola, rappresenta quel luogo all'interno del quale si apprende o quel luogo all'interno del quale si può avere accesso al sapere. Secondo me sono due cose completamente differenti, perché stiamo ingozzando come oche da foie gras i nostri ragazzi di competenze, dimenticandoci di quello che effettivamente è il loro essere, accompagnarli a diventare ciascuno quello che vuole essere, divenire. Qui la frattura è enorme. E la mancanza di comunicazione principale che io vedo, ed è palese, è proprio tra il mondo nel mondo degli adulti. Coloro che dovrebbero essere quello specchio, quella rappresentazione, quell'esempio per poter far vedere ai futuri adulti di domani quello che effettivamente si può fare. Chiarissima, dottoressa Battaglia, qua chiedo anche il suo intervento. La dottoressa Filieri ha tirato fuori delle tematiche importantissime e per quello chiedo di ribadire su questi concetti, perché chi non studia queste materie non può coglierne anche l'essenza profonda dentro le quali ci stanno. Lei segue da tantissimo tempo questo non è anche un fenomeno, queste manifestazioni, perché non chiamare fenomeno sembra che sia una cosa così. Vorrei partire proprio dal discorso dell'autorità che ha detto, perché questi bambini che si comportano in modo violento in spregio anche alla presenza eventuale di adulti o l'eventuale controllo che possono avere, vuol dire che proprio non riconoscono neanche la paura di un'autorità, e quindi l'autorità ci deve essere. A lei la parola. La ringrazio. È vero, manca proprio il senso dell'accettazione dell'autorità. E questo è terribile, perché vuol dire che c'è un disconoscimento dell'adulto, del ruolo anche dell'adulto. La dottoressa Filieri parlava prima del cambiamento della scuola. Come mai questa scuola non riesca più ad essere così incisiva, ad insegnare, oltre delle competenze culturali, il mestiere di vivere, perché la società
è diventata davvero difficile, è un percorso difficile quello dell'ingresso del bambino o del ragazzo adolescente nel contesto sociale, un contesto che oggi purtroppo è connotato da grande violenza, per cui occorrono degli strumenti adeguati. E chi può dare questi strumenti? Famiglia e scuola. Sino a che, e l'ha detto prima molto bene la dottoressa Filieri, si parlava di bullismo, le tecniche per superare questi contrasti potevamo metterli a frutto e solitamente c'erano situazioni vincenti. Da che è subentrato il fenomeno della rete e quindi il bullismo è divenuto cyberbullismo, siamo in una giungla spaventosa. Gli studi che esistono da una decina d'anni in modo estremamente rigoroso e approfondito dicono che l'offline come l'online ha degli effetti devastanti se non c'è un'alfabetizzazione digitale adeguata. I ragazzi non possono essere inseriti in una giungla senza conoscerne almeno i segnali. Non può esistere. L'educazione digitale è assolutamente indispensabile. L'Università di Oxford, tramite il professor Floridi, che ha la cattedra di filosofia, ha dato una definizione che mi è piaciuta molto e dice: oggi i ragazzi possono essere sicuramente offline, online, ma sono tutti on life, cioè nella vita, perché la vita virtuale è qualcosa di reale comunque. Le conseguenze del malutilizzo della rete, del cyberbullismo, vedremo poi del grooming, della revenge porn, hanno veramente delle conseguenze devastanti sul ragazzo. Stiamo facendo degli studi di neurologia all'interno delle commissioni europee e si dice che quando un ragazzo subisce violenze attraverso la rete non è più una percezione di pericolo o di dolore, addirittura è una neurocezione. Ne parla bene un professore dell'Università di Bloomington e dice: guardate che quando un ragazzo rimane trappola dei grossi problemi nefandi della rete, difficilmente poi riesce a riequilibrare il suo sistema psichico. La paura, questo sentimento parossistico di paura rimarrà nel suo io per sempre, anche quando passeranno ovviamente gli anni, il soggetto diventerà adulto, però ci sarà veramente uno scombussolamento totale, proprio per questa neurocezione che alimenterà un disagio costante. Quindi il cyberbullismo non si cancella, non c'è nessuna terapia per cancellarlo. C'è tanto aiuto da dare alle famiglie e alle scuole. Questo dicono tutti i protocolli europei, di tutte le tendenze politiche. Se vogliamo aiutare i ragazzi, li dobbiamo aiutare in famiglia e quindi aiutare le famiglie e aiutarli a scuola, aiutare la scuola a trovare dei percorsi di vita prima che di difesa, perché guardi dottoressa, il numero dei suicidi infatti, in questi ultimi anni in Europa ha
avuto un'escalation spaventosa, ragazzi che si tolgono la vita perché hanno una reputazione digitale assolutamente affossata e questi ragazzi non l'accettano. Quindi riuscire davvero a lavorare per far capire ai ragazzi che la reputazione web, la reputazione in rete è un fatto reale ed è estremamente importante perché connota comunque al vasto contesto sociale il problema dell'identità, di ciò che tu sei, non di, e con una reputazione violata la tua identità viene gestita da altri come qualche cosa di mostruoso. Lo vediamo attraverso il discorso di odio in rete, no? L'hate speech, questo discorso di odio che addirittura è come un serpente che si avviluppa, un nuovo proteo che uccide. E perché? Perché purtroppo il nostro tempo è connotato da tanta invidia sociale. Questo dicono i nostri sociologi, i nostri antropologi. E quindi qualsiasi like può divenire un dislike o addirittura una guerriglia aperta che comprende tutte le insoddisfazioni, le rabbie, qualcosa di desideri inauditi di quel grande pubblico web che oggi domina comunque la rete. Ed è terribile pensare a questo perché noi nei ragazzi contiamo un capitale sociale che è enorme e può essere utilizzato in modo positivo, però il capitale sociale cresce solo se crescono i beni relazionali e i beni relazionali devono condividere fiducia, collaborazione e reciprocità. Purtroppo sono questi i pilastri su cui bisogna lavorare e questo vero Giusy, lo dovremo sottolineare anche settimana prossima in Senato, dove avremo una nutrita conferenza su questi argomenti davvero scottanti. Scottanti perché empaticamente un soggetto umano qualsiasi, che sia genitore, che sia parente, che sia docente, ma che sia comunque un soggetto sociale, non può non provare pena davanti a situazioni che fanno inorridire e che coincidono con il più grosso dolore che un bambino o un adolescente possa provare, ed è qualcosa di estremamente ingiusto. Ripeto, il virtuale è una realtà. È una realtà. No, questo è molto importante, quello che lei ha detto. Ecco, io volevo collegarmi a questo che lei ha ribadito per spiegarlo ulteriormente utilizzando anche la sua voce, dottoressa, i suoi ragionamenti e il percorso che lei ha fatto. La dottoressa Battaglia ha detto una cosa anche molto importante e interessante, cioè se agisce questa violenza che una persona, che un bambino subisce, un ragazzo, agisce a livello neurologico. Tant'è vero che va a intaccare profondamente non solo la psiche, ma poi a livello neurologico, quindi anche fisiologico in qualche modo, del cervello del bambino, dell'adolescente, tanto che avrà delle ripercussioni per tutta la vita. Sì. Spieghiamo anche in modo semplice a chi ci ascolta che cosa vuol dire questo, perché non tutti comprendono la gravità di quello che può succedere. Cioè, intaccare a livello neurologico, cosa vuol dire? Vuol dire che si vanno alle parole, hanno una potenza inaudita.
sono talmente tanto potenti sulla mente in evoluzione, sul cervello in evoluzione, che si vanno a innestare in maniera tanto prepotente, talmente tanto forte, che rimangono come una spada di Damocle. E non si possono cancellare, cioè tanti genitori dicono vabbè, ma dopo spiego a mio figlio, magari va da uno psicologo e poi è risolto lì. E invece da quello che diceva la dottoressa Battaglia no, non si risolve. Assolutamente non si risolve. Pensi, questo studio condotto a Oxford, come citava, insomma. Vi porto un esempio, le porto un esempio vicino. Una giovane paziente che è venuta da me, è venuta in fondazione anzi perché aveva problemi di gestione del tempo o comunque difficoltà a relazionarsi con una piccola disabilità. Lei ha una piccola disabilità dalla nascita. Ecco, dopo questo percorso lungo un anno in cui lei ha dovuto far fatica a riprendere in mano la sua vita, ma in termini banali e semplici, dalla gestione della quotidianità agli appuntamenti all'università, gli esami, eccetera, l'altro giorno mi ha detto una cosa di una potenza devastante e su questa affermazione invito a far riflettere perché spiega meglio di qualsiasi altra cosa. Mi ha detto: ogni volta che io vengo rifiutata, nel senso di amici, piuttosto che qualsiasi altro tipo di relazione, il dolore fisico che provo è devastante, è talmente tanto devastante che l'unico modo che trovo per poterlo alleviare un po' è farmi del male. Mamma mia. Quindi lei, ad esempio, si gratta in maniera talmente tanto profonda fino a rimanere in carne viva. Mamma mia. Questo spiega come, nonostante lei, sin da piccolissima, abbia avuto un percorso di accompagnamento, non è riuscita in alcun modo poi a riconoscere che quella difficoltà fisica che aveva non l'avrebbe invalidato poi il percorso di vita. Nel suo caso, come in tanti altri casi, che cosa è successo? È successo che gli adulti di riferimento le hanno un po' addebitato quella che è la responsabilità, quello che diceva: torno a casa e poi spiego a mio figlio che sono cose che possono capitare. In realtà sono memorie che rimangono lì, lividi, che si sommano ad altri lividi. E quando si ripresenta una situazione, immediatamente uno ritorna indietro, in qualsiasi età abbia. Questo in famiglia. Dal punto di vista dei professionisti, invece, trovarsi dall'altra parte dei terapeuti, piuttosto che degli esperti che ti dicono in qualche modo: è colpa tua se non riesci a far fronte a questa cosa, non sono gli altri che ti guardano in maniera diversa. Sei tu che, riconoscendo questo difetto, questa difficoltà, ti approcci a loro in maniera diversa. Il senso di colpa è quella incapacità a riconoscersi normale. E quindi che cosa si fa? C'è una corsa a poter essere perfetti. Qual è l'errore? Non diamo la possibilità ai nostri bambini, bambine, giovani, preadolescenti, adolescenti di sbagliare. L'errore è quella possibilità meravigliosa che consente a loro di poter comprendere qual è il percorso poi da intraprendere. Questo è difficile da capire, da far comprendere. Io vi interrompo un attimo perché sono cose molto importanti, abbiamo la pubblicità a pochi secondi, per cui, cari telespettatori, avete capito, è importantissimo comprendere quanto stanno dicendo le nostre esperte, le nostre ospiti, per dare una mano o una parola a chi ci sta vicino, a chi temiamo possa subire queste situazioni, perché bisogna intervenire assolutamente. Anche lì, come si riconosce, come si può intuire che qualcosa non va? Ci sono dei sintomi, ci sono degli atteggiamenti o comportamenti indicativi? Ne parliamo con le nostre esperte dopo la pubblicità, tra poco.